Grazie, buonasera a tutti, grazie della presentazione. Io mi occupo di neuropsicologia applicata all'ambito sportivo, circa da 10 anni, prima al Milan, presso Milan Lab, e negli ultimi anni presso il Chievo Verona Calcio, che è una squadra di calcio professionistica, ahimè, da quest'anno in B. Riprendo un momento un concetto del dottor Uzza che mi sta particolarmente a cuore. Noi ci occupiamo di salute, salute intesa come l'ha definita l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948, interazione di aree, di sistemi, e replicata e richiamato lo stesso concetto ogni 5 anni con la Carta di Ottawa e così via, quindi parlando di non assenza di malattia ma interazione di sistemi, di cui quello che c'è dalle orecchie in su fa parte, quindi la sfera psicologica, dei sistemi all'interno del modello di salute. Questa cosa la richiamerò durante la presentazione perché è un modello, è una visione che nello sport professionistico ci porta a risparmiare quelli che sono dei costi relativamente all'infortunio dei giocatori e a massimizzare le prestazioni. Rapidamente, quindi, io dirigo il laboratorio di neuropsicologia all'interno del centro di allenamento di Veronello, dove si allena la prima squadra, e un secondo laboratorio nel settore giovanile e poi privatamente in quello che è il nostro centro medico, che è il centro medico Atlante. La neuropsicologia dello sport ha vari ambiti di applicazione, la letteratura negli ultimi 20 anni ne ha prodotti, però oggi ci focalizzeremo primariamente su due settori. L'uno è quello della performance, quindi l'ottimizzazione delle prestazioni, e il secondo è sulla valutazione neuropsicologica delle concussion sportive, quindi trauma cranico lieve in ambito sportivo, dove i problemi ad oggi metodologici non sono assolutamente secondari. In ogni club professionistico al mondo, dall'NBA al calcio, alla Serie A, alla Premier League, ogni club ha un centro di monitoraggio interno, quindi rileviamo dati sostanzialmente. Rileviamo dati sui giocatori che sono dati esterni, quindi nel calcio ad esempio quella che viene chiamata la match analysis, quando corre, insomma, dati di carico esterno, e dati interni, quindi dalla biochimica a la capacità, diciamo, visiva, al Milan facevamo anche dei test genetici, alla personalità e agli aspetti neuropsicologici. Questo permette di monitorare e prevedere eventuali cali di prestazione o provarci quantomeno degli atleti e cercare di mantenerli in salute nel loro livello di performance. Per dare un'idea rapida, visto che tra l'altro parliamo di sfide, no? Della neuropsicologia, in questo brevissimo filmato così diamo un attimo un'idea, si vede un po', si vedono delle immagini di quello che svolgiamo. Ah, non si vede. Intanto vado avanti. Vuoi provare? Di quello che svolgiamo, quindi sostanzialmente nel laboratorio svolgiamo attività di monitoraggio con test computerizzati sulla valutazione cognitiva degli atleti e con sensoristica, quindi monitoraggio della reattività autonomica, respirazione, conduttanza, attività cardiovascolare e EEG centrale, otteniamo dei markers di profilazione degli atleti. Questo lo vedremo dopo, è un po' il modello che utilizziamo di network, e qui ci sono solamente alcune immagini per andare a fare una profilazione, una valutazione funzionale dell'atleta. Quindi utilizziamo bioneurofeedback in questo caso per dei trattamenti di improvement su markers specifici, e poi altre tecnologie che utilizziamo sono l'eye tracking sul campo post trattamento che stiamo iniziando a testare, e quindi riusciamo a toglierlo questo così, ok, e
vorrei rimettere le slide. Questo era per dare un'immagine, come dire, che forse è un pochino più complementare all'idea di questa comunicazione, di questa relazione. Sì. Va bene, riapriamo. Quindi monitoriamo vari sistemi del calciatore, ripeto, quindi dalla biochimica, quindi dai biomarkers fino agli aspetti, ad alcuni aspetti neuropsicologici precisi, perché non abbiamo il tempo di fare valutazioni diciamo standardizzate. Dobbiamo utilizzare modelli intraindividuali perché non fanno parte, diciamo, non sono all'interno della curva gaussiana, siamo solitamente a due deviazioni standard per quanto riguarda l'efficienza. La neuropsicologia dello sport, dalle evidenze, nasce un po' negli Stati Uniti, nasce con, come voi già sapete, con il problema delle concussion sportive nel football, quindi con il rischio di disordini cognitivi e sviluppo di demenza, e negli Stati Uniti sapete che c'è il problema delle assicurazioni, e con cause che hanno fatto atleti di football alle assicurazioni è iniziata una fiorente attività per i neuropsicologi negli States. L'altra branca è la psicologia dello sport, che si differenzia per modelli e tecniche utilizzate, cioè nel senso che solitamente lo psicologo dello sport utilizza più questionari o tecniche più di ordine psicologico e non modelli neuropsicologici. Sotto abbiamo focalizzato, come vedete, 3 aree di intervento primarie: diagnosi e riabilitazione, quindi il return to play del giocatore a seguito di infortunio muscolare o centrale, quindi o trauma cranico o problema muscolare. Noi facciamo una valutazione pre-rientro, e il tema dell'empowerment e del potenziamento, quindi stimolazione di funzioni cognitive e controllo di fattori psicofisiologici performance relati, e la prevenzione infortunio, e il terzo ambito, diciamo, che è quello della riduzione degli infortuni muscolari, che in un club di calcio, nell'economia di un club di calcio, costano perché non abbiamo i giocatori in quel momento lì. Quindi abbiamo un calo. Il Manchester United ha speso nel 2016 16 milioni di sterline in infortuni, per dare un dato, mentre il Chelsea 6 milioni ad esempio. Rapidamente, dal punto di vista della letteratura, da vari domini di conoscenza, abbiamo un concetto che sta emergendo di expertise, cioè ci sono dei cervelli che funzionano, che hanno delle funzionalità neurocognitive più efficienti, e questa efficienza poi, questo fatto, viene interpretato attraverso diversi modelli. Ultimamente si sta molto parlando di neuropotenziamento attraverso tecniche di TDCS o TMS, ad esempio per lo sport. Questo è un po' il modello di gestione, quindi abbiamo monitoraggio settimanale attraverso determinati test, e poi test di tratto che vanno dalle densitometria ossea, insomma, alle diverse aree, fino al monitoraggio del carico esterno, che avviene attraverso le tecnologie in campo. L'idea è quella di far stare il più possibile i giocatori nell'area verde. Quindi la dichiarazione iniziale rispetto al modello di salute: a noi non ce ne frega nulla del deficit, a noi ci interessa la risorsa e potenziare le risorse del giocatore e far sì che resti il più possibile in quella zona di comfort, di salute. Ciò significa che se avrà un tono flesso dell'umore, ad esempio, avremo un'ipofunzionalità frontale, quindi funzionerà meno nella selezione dei task, sarà meno reattivo, avrà un tempo di reazione più lento e un minor adattamento in campo, quindi è un fattore di rischio per quanto riguarda gli infortuni, perché sarà meno reattivo. Dal punto di vista della letteratura, noi sappiamo che l'epidemiologia rispetto agli infortuni muscolari parla di vari aspetti, quindi è multi-approccio. Particolari profili di atleti che sono particolarmente sensibili, diciamo, hanno scarse strategie di coping, che adesso si chiama resilience, ma sappiamo da dove deriva il termine.
quindi hanno una scarsa capacità di gestione degli stressor, sono più vulnerabili all'infortunio. Noi abbiamo circa 6-7 infortuni ogni 1000 ore di allenamento, che significa un anno sostanzialmente di lavoro. Questo porta ad una valutazione che è multifattoriale, quindi non solo di tipo, una valutazione non solo di tipo muscolare fatta dall'ortopedico, dal medico, ma anche di tipo neuropsicologico. Un altro filone di ricerca è sulle funzioni esecutive, sulle abilità percettive superiori che dimostrano gli atleti. Farò cenno a qualche studio, però non c'è tempo poi per approfondirli tutti, però l'idea è essenzialmente questa. L'expertise motorio porta a un expertise anche neuropsicologico, quindi avremo dei atleti che avranno dei modelli di prestazione anche neuropsicologici e non solo motori. Il giocatore di basket avrà funzioni visuopercettive molto più rapide di un giocatore di golf. È questo tipo di profilazione che ci interessa quantificare e questo tipo di profilazione che ci interessa poi allenare. Altri studi si occupano di tecniche di enhancement, quindi le avrete sentite nominare, ripeto, la TDCS e per quelle non invasive il bioneurofeedback, applicati all'aumento di alcuni pattern specifici. Ad esempio, rispetto all'alfa occipitale, noi sappiamo che atleti che hanno dalla letteratura e anche dall'esperienza hanno un alfa occipitale ad occhi chiusi più elevato, hanno capacità di anticipo, quindi muoversi prima, lettura dei cue, lettura delle situazioni, molto più ampia rispetto ad altri atleti. Uno studio, tra l'altro, che è stato fatto al Karolinska Institute dimostra come le funzioni esecutive nei calciatori, maschile e femminile, correlano con il numero di gol e di assist. I gol sono quando, per chi non lo sapesse, ma immagino di sì, la palla va dentro e l'assist è il passaggio. Quindi le funzioni esecutive hanno come dire, un capitale, sono un capitale importante per noi da allenare. Certamente, considerando le spese sanitarie di un club professionistico, potete capire anche perché poi a seguire. Il concetto comunque, diciamo, primario è quello che abbiamo degli adattamenti che sono di tipo neurofunzionale, oltre che di tipo muscolare e psicologico. Vado rapido perché, insomma, però questi, tra l'altro è sbagliata la data perché 92 sono i primi studi che iniziarono sugli aspetti cognitivi degli atleti col professor Miltà a Padova e quindi sulle specializzazioni cognitive, in questo caso nell'orientamento, ancoraggio e disancoraggio dell'attenzione nei pallavolisti. Questo fu un secondo studio che facemmo sul karate, quindi sul modello open skill e sul modello close skill. Open skill significa uno sport, un'attività a variazione ambientale, tipo il basket, il calcio o la box o la scherma, e close skill, il golf piuttosto che il tiro con l'arco. E ottenemmo anche qui, rispetto all'ipotesi iniziale con strumenti cognitivi, dei profili cognitivi specifici. Questo è uno studio che hanno effettuato il gruppo di Roma sull'ipotesi della neural efficiency rispetto semplicemente al fatto che ci sia un'expertise morfofunzionale rispetto agli esperti, rispetto ai novizi. E questa roba la sappiamo, però l'hanno fatta attraverso dei giudizi su dei video, quindi giudicando delle performance. Cosa hanno ottenuto? Che gli esperti, quindi chi giudicava ed era esperto, aveva un engagement, in questo caso alfa, molto minore, quindi il cervello dell'esperto lavora meno, che spiegherebbe anche perché i calciatori non sono così particolarmente dotati. Però dico, da un certo punto di vista, lavora meno perché fa meno fatica. E questa è una cosa interessante perché il carico cognitivo in questo caso può essere interferente, no? Noi lo sappiamo dei compiti della psicologia cognitiva classica. Il modello che adottiamo è un network che va dal prefrontale all'attività vagale, quindi come tutti sappiamo il sistema prefrontale poi attraverso il vago va ad innescarsi in quella che è l'attività cardiovascolare.
il gruppo di Thayer sta facendo dei fantastici lavori su questa correlazione tra funzioni frontali, quindi funzioni esecutive e adattamenti cardiovascolari. I markers in questo caso sono di tipo cognitivo e rispetto al vascolare variabilità della frequenza cardiaca. Vari studi sono stati fatti sull'expertise che dimostrano essenzialmente un concetto, che l'attività parasimpatica più è elevata, più abbiamo un controllo frontale, quindi più gli atleti hanno un'attività vagale buona, maggior controllo anche hanno a livello motorio. Questo è stato fatto sullo sparo e su vari altri modelli di prestazione. Quindi dal punto di vista strutturale parliamo di funzioni esecutive, che è un modello per interpretare, ma dal punto di vista dei network molta della letteratura si sta dirigendo su quelli che sono i collegamenti tra il frontale e il vago. Questa è la variabilità cardiaca rappresentata, sostanzialmente è una misura di interbattito, quindi può essere misurata o attraverso il dominio del tempo delle frequenze, che qui vediamo rappresentate, e misura i millesimi di secondo, mettiamola così, tra un battito e un altro. Questa è una misura che ha un valore predittivo per i disturbi cardiovascolari, ma viene utilizzata nello sport professionistico per valutare se l'atleta sta bene recuperato o meno e correla con il funzionamento esecutivo. Facciamo questo lavoro con un protocollo di biofeedback autonomico, quindi sostanzialmente un gruppo di atleti, un gruppo sperimentale, è stato al campo, a cui è stato somministrato un protocollo intensivo di biofeedback autonomico, ok? Quindi biofeedback autonomico lo conoscete tutti? Più o meno? Sì? No? Ok, quando parliamo di biofeedback, sì? Sì, ok, o neurofeedback. In questo caso abbiamo utilizzato il biofeedback. Un biofeedback con un protocollo intensivo, quindi senza le soglie, con degli esercizi guida, lavorando 2 volte alla settimana 45 minuti a giocatore. In questo protocollo abbiamo creato 3 step. Il primo step relativamente al controllo dell'RSA, che è questo aspetto qua, questo screen qui. Il secondo che vedete, dove il blu è la respirazione, il rosso è la frequenza cardiaca. Okay? Quindi a 5.5 respiri al minuto, quindi fanno un'autoregolazione respiratoria semplice, abbiamo un bilanciamento a livello del sistema nervoso centrale e autonomico. Aumentiamo quella che è la frequenza, la promozione delle onde alfa e otteniamo un bilanciamento simpato-vagale. Fatto questo, venivano esposti a degli esercizi di controllo, di attivazione attraverso la conduttanza, il feedback della conduttanza, quindi devo attivarmi ogni 5 secondi e poi rilassarmi, e poi degli esercizi di controllo col biofeedback muscolare. Infine venivano sottoposti a degli stressor molto semplici e costruttivi come compiti matematici, controllando la risonanza, quindi una stimolazione autonomica e alla fine cognitiva, per prendere consapevolezza, diciamo, del controllo e dell'autoregolazione. Cosa abbiamo ottenuto da sta roba qua? Nel primo quadrante si vede? Sì? No? Ok, si vede poco? Vabbè. Nel primo quadrante abbiamo i dati pre-post, quindi i rossi sono i soggetti che hanno fatto biofeedback, i neri o grigi sono quelli che non hanno fatto i controlli, che non hanno fatto biofeedback. I controlli non li abbiamo lasciati senza far nulla, abbiamo dato dei video motivazionali, quindi una specie di video motivazionale, diciamo, come attività per bilanciare quello che è il paradigma. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto essenzialmente un miglioramento del controllo dello stress, quindi del controllo dell'arousal, che vedete nel primo quadrante abbiamo un controllo migliore, quindi riescono a attivarsi quando serve e ad abbassare l'attivazione della conduttanza, che è collegato al ventromediale frontale, quindi al simpatico. Nel secondo caso
abbiamo l'heart rate, la differenza tra il primo e il secondo grafico non è significativa, anche perché gli adattamenti cardiovascolari degli atleti sono già buoni di loro, e i dati interessanti invece sono stati i dati, diciamo, relativamente ai compiti cognitivi di ricerca visiva e al numero di infortuni muscolari. Il numero di infortuni muscolari in quell'anno è significativamente minore in chi ha fatto quel training intensivo rispetto a chi non l'ha fatto. La differenza non è poco, perché sono 32 eventi, che vi assicuro non è poco nella economia di un club. Dal punto di vista cognitivo, il dato interessante, gli abbiamo somministrato un compito di ricerca visiva di Treisman, okay? In cui vediamo sostanzialmente, per come è fatta la funzione no attentiva, come si muove l'attenzione sulla base di più distrattori, quindi da 4 a 10 distrattori, okay? In cui il soggetto deve selezionare se c'è o non c'è il target, che era un quadratino rosso in questo caso. Cosa avviene? Che quindi misuravamo quello che è l'effetto pop-out, quindi i tempi di reazione rapidi, semplici, in condizione semplice, e poi nel complesso, quindi dovendo attuare una ricerca del target non più in parallelo ma seriale. Cosa succede? Che quello che otteniamo in chi ha fatto il lavoro di biofeedback autonomico, quindi la stimolazione dal basso, okay, messo un controllo sotto, ha portato un miglioramento, i rossi sono sempre gruppo sperimentale, nella condizione no target di 583 millesimi di secondo, quindi nella condizione più difficile. Quando il target non c'è, devo scannerizzare, devo guardare, quindi devo muovere e ci metto più tempo, no? Quindi nella condizione più difficoltosa, dove viene richiesto un controllo di tipo top-down, quindi un controllo goal directed, volontario, nell'ancorare e nel disancorare l'attenzione, hanno portato un miglioramento di 583 millesimi di secondo rispetto a un altro gruppo di atleti professionisti, considerando che hanno già un'expertise di base neurocognitivo. Quindi non parliamo di deficit, ma parliamo di improvement in questo caso. E questo dato cosa ci racconta? Ci ha raccontato semplicemente che decidono più rapidamente, di 500 millesimi, che non è poco. Quindi, fatto il pre-post assessment, quello che abbiamo ottenuto è semplicemente che un'autoregolazione autonomica, questo è il fatto, con un biofeedback intensivo e non tradizionale, ha portato a un miglioramento della funzionalità esecutiva, in questo caso attraverso la ricerca visiva, che qui viene ripresentata. Abbiamo fatto poi delle correlazioni, insomma, semplici rispetto agli atleti che avevano un effetto fisiologico, diciamo, migliore, avevano anche quindi un controllo dell'arousal, quindi un controllo del simpatico, base stress e recupero migliore, riportavano anche un'efficienza cognitiva migliore, quindi erano più bravi a fare entrambe le cose, mettiamola così. Ad oggi essenzialmente le attività all'interno del club quindi sono attività di monitoraggio degli atleti, quindi dalla variabilità cardiaca agli aspetti neurocognitivi, nel momento in cui identifichiamo dei profili a rischio, quella di lavorare prima, perché ci interessano le risorse, non aspettiamo che ci sia il problema, tentiamo di lavorare prima. Quindi se abbiamo una profilazione che potrebbe essere a rischio, che ci dà dei markers a rischio, andiamo a lavorare prima. Questa è l'idea, diciamo, il paradigma. L'altro focus è un po' sul trauma cranico sportivo, vado rapido. Come accennavo prima, negli Stati Uniti nasce la neuropsicologia dello sport e si occupa essenzialmente di concussion, meno dell'ambito dell'empowerment o del training, della stimolazione cognitiva degli atleti professionisti. Rispetto al trauma cranico, questi sono i numeri consistenti degli Stati Uniti. In Italia si sa molto molto poco di trauma cranici sportivi, quasi nulla. Sappiamo da studi che sono stati effettuati dal gruppo di Broglio che sono sottostimati, cioè ossia facendo un'indagine su 11 club
hanno rilevato essenzialmente che una diagnosi su 2 di trauma cranico all'interno, lieve, quindi concussion, all'interno del club sportivo non viene diagnosticata. Tutti sappiamo cos'è un trauma cranico e una concussion, e nello sport uno dei fattori, diciamo, primari di rischio nel non diagnosticarla è che ci sia la sindrome da secondo impatto. Quindi si fa male una volta, nessuno fa una valutazione, ha un rallentamento, rientra dentro, si fa male una seconda volta, e questo ha un costo sia a livello, diciamo, umano che a livello anche di risultati. 5 minuti, dottor Rusciano. Grazie. 5 minuti. Concludo descrivendovi quello che prevede la Federazione Medica Sportiva. La Federazione Medica Sportiva italiana dice che a seguito di concussion, noi, qui c'erano dei video ma non ve li mostro, questa è una concussion che è avvenuta con Ronaldo e il portiere. A seguito di concussion, quello che prescrive la Federazione Medica Sportiva è una risonanza con i metaboliti. Non viene prescritto nessun esame neuropsicologico. C'è stata una consensus conference a Berlino per la quale vari esperti si sono ritrovati nel suggerire l'utilizzo dello strumento SCAT-5, che è semplicemente un questionario con alcuni compiti cognitivi, senza alcuna norma pre-post, quindi bisognerebbe farlo quando sono sani e rifarlo. Figurarsi, non abbiamo nessun dato elettrofisiologico, nessun dato cognitivo su atleti professionisti con, ripeto, un'expertise molto specifico, quindi ci servono dei dati intraindividuali sui soggetti. Sempre nello studio di Broglio, qui raccontano cosa fanno i medici quando beccano un trauma cranico o pensano di beccare un trauma cranico, un esame clinico, test cognitivi, solo il 25% di loro li suggerisce, e poi lasciamo stare per quanto riguarda il resto. Quindi non fanno nessun tipo di esame multiapproccio prima di rimettere dentro l'atleta. Essenzialmente un esame clinico. Vado avanti perché non c'è tempo. Questo è un esame neuropsicologico di un atleta. Essenzialmente in questo caso abbiamo somministrato post evento batteria neuropsicologica, alcuni task neuropsicologici, e l'unico dato emerso ai limiti della norma è stato attraverso lo STRUP, e si può immaginare anche in quel caso perché sul controllo dell'interferenza. Fatto l'esame neuropsicologico standard, in questo caso con batteria standard, poi andiamo a fare, e uscirà nelle linee guida dell'ordine il 19 al congresso, perché abbiamo iniziato a lavorare su questo, si consiglia di fare dei task cognitivi specifici, quindi all'inizio dell'anno utilizzare delle batterie computerizzate specifiche, perché attraverso le norme intraindividuali e a seguire e confrontandole col post evento otteniamo eventualmente un calo di prestazione. A noi non ci interessa il deficit in questo caso, ma ci interessa il deficit sull'atleta, e notoriamente se un atleta reagisce ad esempio sotto il secondo mediamente in un compito di visual search o a 300 nella compatibilità spaziale stimolo-risposta, quindi nel Simon piuttosto che in altri task, non lo fa una persona così, diciamo, nella norma. Il fatto di somministrare task specifici ci permette di monitorare pre-post evento l'atleta eventualmente e riabilitarlo, perché voglio che torni alle condizioni iniziali, con i dati iniziali. Quindi questa è una idea di quello che è l'assessment nell'ambito della neuropsicologia applicata allo sport, anche per avere, diciamo, della solidità rispetto al nesso di causalità in caso di quantificazione del danno, e deve essere di multiapproccio, e quindi non abbiamo il tempo poi per approfondirla, però spero ci siano altri argomenti. Questi ci sono i progetti di ricerca che abbiamo in corso quest'anno come club, quindi con scienze motorie rispetto all'intelligenza artificiale, e quindi la predizione degli infortuni con biomarkers e i dati cognitivi, sulle microlesioni con il San Camilo che inizieranno il prossimo anno, e con il CNR rispetto a task cognitivi computerizzati rapidi. Io vi ringrazio e spero di rincontrarci.